de um novo herói. Cabelos compridos a rolar no vento, pela estrada no seu caminhão, cravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho, ir pra Nova York, levar a namorada pra ver seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Essa história de um novo herói, cabelos compridos a rolar no vento, pela estrada no seu caminhão, cravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho, ir pra Nova York, levar a namorada pra ver seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Saudade vem, vem, vem te buscar. Você não sabe que eu sei que você sente amor por outra pessoa, mas finjo que não notei que o seu pensamento comigo voa. Fecha os olhos, diz que a meu lado sempre está feliz, mas seu coração está em outra direção. Na hora de amar, faz tudo pra poder me agradar, mas vejo em seu olhar a pressa de ver tudo acabar. Olha, eu já fiz tudo que podia ser feito, mas teu amor não tem lugar no seu peito. Ainda posso me obrigar a gostar de mim. Mesmo amando não te quero sofrendo, entrego os pontos mas não saio perdendo. Um grande amor a gente ganha no fim, e do jeito que tiver que ser será. Só Deus nos dará as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor, nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltará. E o que tiver que vir, virá, virá. Com toda a força que tem a paixão, não vai tomar meu coração. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas.
A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. É minha vez? Não é! Me dá! Não! É minha vez! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem bufão? Ah, então tá bom. Se no caminho tem bufão, então tá bom. Bufão, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. O Edgar Maróstica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história. Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite. E che bellezza, che maraviglia, che spettacolo! No antrissemo Drio Rivar con tanto piacere, con tanta allegrezza, con tanto gusto a casa vostra. Bel che visto che una muccia di gente Drio Vardarme, perché tutti i martedì sera no antrissemo qua. Edgar Locatelli Marostica e la nostra equipe, con piacere, arrivando a casa vostra, allora vi domandiamo permesso per venire avanti. È il nostro filo italiano, la nostra maniera da pensare, da parlare, di essere e da vivere. Mettesta qua, pur
per mantenere il nostro italiano, la nostra lingua madre, quella che abbiamo imparato da nostra mamma, così sì, abbiamo il piacere, e l'orgoglio, e l'amore, la passione, ma anche abbiamo la responsabilità di quel che facciamo. Tutti i martedì sera, italiano, lingua della immigrazione, lingua degli italiani, dei discendenti, dei primi, quei che gastrusia tanto, che ne passa. Sapevo, Valtri, che i primi migranti, i gavi visto tanto pedo che i propri migranti e tanto pedo che non altri. Le prime scuole come che era? I primi bocconi, come era vivere in mezzo al matto, in mezzo al bosco, qua in Rio Grande do Sul, dove che si vedeva poca gente o quasi niente di persone. Vanti derivare le chiese, le scuole, i baracconi, vanti derivare la comunità, vanti di socializzarsi tra le famiglie. Proprio anche l'inamoro, i casamenti, si maritava tra dei vicini a colpi tra dei parenti, migo menono e menona per parte di mamma, chi se cugini si maridai in tra di loro. Allora questa nostra lingua, il nostro italiano, la nostra cultura è importante mantenerla, sì, promuoverla, risgattarla, dar torsu, imparare, sentir che batte in te il cuore, in te le vene, questa emozione, questo valore, questo costume. Ecco, questo è il nostro dovere. Lingua inventariata riconosciuta dal Ministero della Cultura per l'IFAN desde 2014. Lingua di referenza culturale brasiliana. Là, impienimo il petto per parlare. Questo che è un orgoglio nella negrezza. Ma stasera il nostro filò, Tito e Serginho Isoton, ecco, parleremo dei prodotti coloniali. Gente, quanto è importante parlare di questo nel nostro filò? Prodotti coloniali. Vi penseo, Valtri che si più vecchiotti che ha 60, 70 anni, quando piantei in cima un per di galline del cavallo e andei in paese, andiamo fuori, torse qualcosa che occorrea a casa e paghemo con che? Che soldi non genera. L'era in trucco dei prodotti coloniali, se no de milio, de sonja, quando genera, quando vansea. Capio? Quanto tenere de conto? Quanto misurar quel fiorino, quel prodotto? Noi non andiamo a parlare di tutto questo. Gavaremo Franco Saccardo che viene a parlare ora, Angelo Giusti, quel che ha fatto la canzone America, 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 là. Tutto questo stasera con l'appoggio di Casa Marin che vende prodotti coloniali della famiglia Marin, de Chilo e sua famiglia, de Paraí. Origine dai cognomi Marin e Ferrari, cantemo, ridemo, scherzemo, mangiamo, bevemo e se appassemo tutto questo in nome di Lojas Paludo 7, quanto é a nossa região. Presente para o Dia dos Pais. Olha só, a cada R$250 em compra, concorra a um vale de R$200. De cada loja, são 7 lojas, são R$1.400 em produtos. O sorteio para quem compra na Paludo. Sua moda, seu estilo. E todo mês de agosto, 60% de desconto em inúmeros produtos. Vem para Paludo, sua moda, seu estilo. Adilnet, provedor de acesso à internet com tecnologia fibra ótica. Mig Plus, ração para cangate e peixe. Anca, cangati e pesci no. Cangati e pesci, la zela Pian Alimentos. Pian Alimentos fa ração para cangati e pesci. E la Mig Plus fa per bestie bovine, fa per le becche, per le capre, fa per i polastri, fa per i porchi. E questo è la Mig Plus. Due imprese che fa ração loro per tutte le bestie, i nostri patrocinatori, e loro è fin e mia concorrenti e parceri, la Mig Plus e la Pian Alimentos. Gavemo Polivalente, o mercado que tem o conceito de ser o mercado da família em Santa Rosa. Raisca, la vodka che te la cati, infim, te la ferraria, che fa le meglio caipirinha. Guarda qua, questa è la vodka Raisca, una conceituada sora i supermercati, per l'associazione di supermercati, la vodka
Número 1, Pian Alimentos. Buffon, Rosélio, Jair, Lauro e Loreno, de più di 30 anni, questa rete di postos Buffon imprega di più di 2000 persone. Quando ti passi giù l'asfalto, ti vedi rete di postos Buffon, fermate. Ti, con la tua famiglia, il tuo auto, camionete, camion, ferma e abastece lavori e prodotti da rete di postos Buffon. Bravecto, previne, tratta e controlla pool di carapati del Tocanetto per più di 90 giorni, è l'unico del mercato. Gavemo de Bento Gonçalves, modelo Penei da famiglia Cecon, auto, camionette, camioni, fuori di strada, agricola, Penei, tutti i tondi e grandi, quel che ti occorre qua in te a modelo Penei. Cosita, questi sono i nostri patrocinatori, un struconasso a quelli della Dilnet che mi verde le finestre per non arrivare a casa vostra. Credo che abbiamo menzionati tutti quanti, va bene? Chiamiamo l'elenco, cioè è appunto per venire dentro qua avanti di chiamare una sonadetta che i sonadori se qua della banda. Marinho e Roger, siamo pronti, siamo disposti o siamo devo fare di mangiarci? Veni avanti. Buonasera. Senza domandare permesso. Ah, Maria Santissima, che è adesso qua? Una incumbenza. Stasera andiamo a parlare sopra prodotti. Il cardápio. Ah sì? Mio qua. Ah, che è il Lei longo il cardápio? cardápio. No, le mie Maria Santa, guardi cosa che mi viene detto. Con il Formaggio cardápio e uovi, prodotti salami, coloniali. l'ora qua viene fuori una fortaia. Ascolta, sì. il cardápio è prodotti coloniali da Casa Maria. Ecco. Ah, le salori che mandare, guarda, Oh, ringraziamento a chilo che le là. Formaggio. So che ha mandato un uovo mezzo strano qua. Che l'uovo lì, vero? Gana caricature che chiama. Sì, ma che l'uovo lì volte lo che le sbuso in mezzo. va. E già mia la bala e neanche la sciara. Mario, come stai? Tu bene? Bene, e ti? E ti, Siamo qua, Roger? mi sto bene, qua. Sì, bene. Sì. Ghetto cosa l'ante quella foglia lì, eh? Dico a portare Vendecchi si giù, le vederme. città, sì, Se proprio. Marco Marsaro la rento, Sì, le lune Ora là, salutiamo scrivo. Marco Marsaro, anche a Ecco, Josiel tutti sulla quelli che tecnica, sei- tutti sei loro casa, anche di te a accompagnare. retaguarda. Sì. Bisogna scompartire. Siamo devo cominciare adesso il nostro filolo. Ora c'è a me il nonno, la nonna, il zio, la zia, quei che se l'ha da rente di distante, mandi adesso. Sì. Dopo non dianta. Scompartirsi è importante per noi, anti, giusto? Avanti. Allora qua, Bento Gonçalves, Casca, Canoas, Porto Alegre, Dottor Riccardo, Quilombo, Encantado, Nova Araçá, Cruz Altense, Vanini, Caxias do Sul, Espumoso, Sarandi, Pedras Grandes, 13 de Maio, Concórdia, Charrua, Mussum, Severiano de Almeida, Nova Pádua, Antônio Prado, Cordilheira Alta, Videira, Águas de São Pedro, Rolante, in speciale nostra amiga Josiane, di accompagnare, de là de Rolante. Sì, Josiane. ciao, Josi, so famiglia sbardellotto loro che Ecco. fa un vinho. Non ven. Marti che viene, dobbiamo parlare solo un libro che loro Che ha ha un fatto. progetto là, Sì, un bel progetto. bravi. Alpestre, San Paolo, Pinhalzinho, Roca Sales, Renascença, Santa Teresa, Horizontina, Blumenau, Paraí, Marmeleiro, Formosa, Goiás, Alecrim, Santa Lúcia do Piauí, Nova Bassano, Do Piauí? Guaporé, Piauí. Non è Piauí. Piauí. Se fosse Piauí, eu ia falar Piauí. Sì. É Piauí. Piauí? Ecco. E allora Piauí siete dove? Ah, è Piaì. Ah, tá. Deve estar Piauí explicado. é de Santa Lúcia. Santa Lucia. Ecco. Santa Lucia siete Piauí. Guaporé e coi de Serafina anche se devo accompagnare. Oh, maravilha. Beleza. Ascolta, gli mando un saluto a Bibiano Deitos. Opa, devo Sì, accompagnare. del mercato, no? Ecco, sì. Polivalente di Santa Rosa e anche a questi qua di Bento del modello Penei. Loro e i patrocinatori delle barzellette. Papa Ciocche, né? Papa Ciocche, proprio che siamo stati là. Ascolta bene, una barzelletta, i suonatori e becchi lì di Verde Appunto. Gai. Sì. Loro che c'era una famiglia che viene la luce, no? Ah, sì. E allora guarda. i primi mesi per pagare la luce, far come pagare Da la ronda, luce, si sapeva neanche come fare. sì. Pensa solo. Te a poco niente perché che n'era due lampade. Vai là. Di a poco ma caro da Tocchi a Dio. pagare, tocchi a pagare. Sì, tocchi a pagarci, E mi ne penso tanto bene che qua quando era il Ban Risud si pagava la luce del Ban Del Ban Risud Risud, a Serafina. sì. Ah. Perché veniva un isoton, Ah, sì. l'endato rento il Serginho, sarà? No, ma parente. dai. Parente. E ha detto così, mi son venies pagar la forza. La forza. Allora la tosa l'ha detto, come? Son venies pagar la forza. E la sia- chiama e un, la sia chiama un altro, sapeva. chiama un altro e tal, finché che viene tu che parla italiano, ha detto, ma volesti far cosa proprio? Pagar la forza elettrica! adesso che la ho luce! capito.
Ma infatti che a famiglia qua vai un mese, cioè, tutti i mesi l'era la medesima ladainha per cattare sui soldi per pagare la luce. Poaretti come i ragni. Cioè, ma allora che come si a comprare cose? Capito? La geladera. La geladera, il freezer, Tutto che va luce. e cada volta aumentava di più finché arriva un colpo là che non era più soldi per pagare. Per pagare la luce. Allora cioè, il paron da casa, gallo fatto che, ascolta bene, che venissero 154 reali. Fiorini. Fiorini che tempo là, Fiorini. Allora ci ho detto, ma neanche un fiorino. E che aveva tipo un 8-10 di ancora per andare a pagare. Vanti che taiese. Ma e lui sapeva che se paghi a mia che taia la luce. Allora il gatto passò diversi prodotti per venderli. Allora un sacco di abacati. Una cesta di ovi perché una volta io Può essere barato ma pesa tanto. pesa tanto. Allora gli ovi era 3, 6, 9, 12, un della banda. Te pensi tu mia? Sì. Era 3, 6, 9, 12 un della banda. Quella che stia della banda fa parte dei 12. Capito? Sì. Cada ovo che stia fuori, cada duzia. ovo che stia fuori della cesta, l'era una duzia. Allora dea 4 dusi e 6 ovi, 3 dusi e 2 ovi. Così dai fea. Allora la cesta di ovi è un baldo di nose. Un baldo di Nose pecan. O quelle che tocchi a battere quelle con la grossone massa. tonde. Quelle che tocchi a battere con la massa. Qua 6M. E due pesette di formai che pesea 700-800 etti cada una, che ha dato 150 conti, manché un po' che finito tutto su monete e tutto, e che ha detto al nene che aveva 14 anni. Appena lì. 14 anni tu nene ciappa qua il recibetto qua, era qua i vai soldi. pagare E andare dentro te un sacchetto di sucro, cristal Sì, sucro, guarda, guarda qua, ciappa così. Vai pagarmi a luce per l'amor di Dio, che aveva un 3 chilometri. Date il barisù. Vai, cioè, via. Quando che arriva là, no, te a lotterica. Te a lotterica. Quando arriva là da lotterica, che era un cartaz grande così, che partecipe da... Non so se l'era Telesena, Trilegal, chissà che era. Telesena. E che c'era una fotografia di una Hilux. Che appostava per guadagnare una Hilux 0 km. E il nene si era emozionato. Immagina, Il suo sogno era guadagnare una camionetta. ma guadagnare? Che ha un fatto che buttarla tutto, c'ha una muccia di scartafacci e papei per concorrere questa camionetta. Cioè arriva a pagare la luce. mi ha pagato la luce. Ha giocato a lotteria allora. Ha giocato a lotteria per guadagnare sta Hilux che era là il disegno, Martina Hilux. Sta no? louco, cioè. Quando che arriva a casa il pupà che dice, ghetto buttando il recibo, che te pupà scusami ma amico mi ha pagato. Che Ora ghetto che mi ha hai detto pagato la verità? luce? Mi ha pagato perché go comprare il biglietto sortia. E mi ha detto che posso guadagnare una camionetta nuova, pupà, no, oggi devo guadagnare una camionetta nuova. Devo guadagnare una Hilux, una camionetta nuova. Che porca madonna che c'è fanno sì, nell'ora 44. una ballina, Che te picchete, ma che ha dato una sumanta al nene. Ma che ha dato una sumanta, lo che sfennio poreto. E il piandera baltato su per la camera. E che l'altro adesso devo pagare come a luce, signor benedetto. Cioè. E passa un dì, passa due, passa tre. E invece quando che Vede il nene. che veniva in a mente, il povero poi di coparte. Ciò che passa 3-4 di, noi sapeva più cosa fare. Vai a vendere che, ciò. Non era più. Una mattina il leva su, dovina. Che? Taglia la luce. No, bugie. Ah no, Che mi arriva una Hilux nuova davanti di casa e la busina. Ma se saltai su tutti. Ma se saltai su tutti. Ma se allora il pupà ma si denunciamami. Scusami, ma scusami. Dirti su, guarda lì. No, pupà non vuol dire importante, guarda lì la camionetta nuova. Quando gli drio sair per andare fuori, che altri, la era la Hilux di ARG, taccate a lui. Non trasumando il piccerino. Invece fai, mi va bando i suonatori. Vai. La cosina. Vede da mangiare là che stasera troppo è grande qua. Vanti, devo i suonatori.
E allora, buonasera Serginho. Buonasera, ragazzi. Tito, buonasera Ottavio, come va la? Ciao, siamo qua anche stasera. Grazie che si ritornai. Valtri sì di casa però, da per dirmi, è vero? Tanti che ringraziamo il convito. Va bene. Grazie. Ecco. Siamo- Serginho Isoton, Sì, da qua a 13 qua. De qua de- noi siamo da medesima comunità, famosa Brasilia, la nostra Madonna è a Maria Goretti, Santa no? Maria Goretti. A Santa Maria Goretti. Protettora dei giovani. Dei della giovani, gioventù. saremo sempre giovani. Ma quella che siamo bei, giovani, E Tito sempre. sei de casca, ma sei stato tanto tempo di stare a Serafina, sei sonador, musico, desde quando nascesto, vero Tito? Proprio vera. Itamar Benini, per chi che non lo Itamar conosce. Benini. Ah sì, eh? Ecco. De È via- il nome scientifico. Itamar nunca tá pior, né? Itamar Benini. Ottavio, e aí, cara, beleza? Beleza pura. Tranquillo, né? Ottavio sei fiol de Tito, così. Ma allora, versiamo il nostro filò? Andiamo avanti. A nostra serata, animemo, animazione, la gente che è in casa. Femo quale allora? Santa Lucia e dopo una musichetta obladi oblada. Ah, va! Vai! Sul mare ludica l'astro d'argento placida l'onda prospero il vento venite l'agile barchetta mia Santa Lucia Santa Lucia con questo zifero così soave oh com'è bello star sulla nave su passeggeri venite via Santa Lucia Santa Lucia 2, 3, 4. Gianni fa le pizze e torte al super bar Lili canta l'angin rengue blu L'anno dice a Lili bimba vuoi tentar E Lili non rispondi non ti lascio più Obladi, oblada è la vita La vita è tutta qua Obladi, oblada è la vita La vita è tutta qua Gianni compra a te una petra blu Con l'anello in carta e schiazza al bar Lili sulla strada aspetta il va di giù E poi felice con l'anello al va a cantare Obladi, oblada è la vita La vita è tutta qua Obladi, oblada è la vita La vita è tutta qua La casa di Paolo la fai per lei e per lui Il bambino verrà e lui la fai per lui Per fare felice lui Obladi, oblada è la vita La vita è tutta qua Obladi, oblada è la vita La vita è tutta qua Bravi Tosi! Bravi, una buonasera anche a Valtri che si qua portando allegrezza per la nostra gente, per quei che si devono accompagnare, quei che si devono scompartire il nostro filò, la nostra serata. Proprio così. Ma qua, noi siamo di Serafina, di Serra Gaúcha, tante reti sociali, televisione, radio, i mezzi di comunicazione, i ga parla per tutto il mondo, che qua, nella nostra regione, che sta la neve. Qua a Serafina, Corea, che sta la piova in giasso, va bene? Mi non credo che sia venuto la neve qua. Però
Gramado, Canela e altri municipi, altri paesi qua, che sta la neve, cosa più bella del mondo, proprio fredda, proprio inghiassata, una immagine bellissima da vedere, ecco. E se vignesto, se un otto di la più grande brina vista qua a nostra regione della Serra Gaúcha. No altri che abbiamo del poro prete Joan Leonir dall'Alba, Notte de Brina, è una poesia davvero di quel che ha visto questo momento, o che l'ha vista. Non dà per immaginarsela differente di quella persona che scrive quel che vede. Notte de Brina. È inverno. La notte la secciara come un specchio. E il guardar le stelle somiglia a vedere un presepio, coi angeli nel cielo. Neanche un pel de vento, silenzio solenne, tutto fermo, tutto citto, neanche i grilli noi siga. Un can sbaia distante, fa freddo, ma proprio tanto freddo. Le ore le passa, le stelle si sbassa, un gal del puner de Giacomin canta tutte le ore, fa cantar i gai sarai nella capunera de Carino. Fa freddo, ma proprio tanto freddo. Dall'aria chiara pin pianin cade al saren nelle foglie perché se le 4 della mattina. La brina scomincia a sbiancare il pra, nelle strade imbarae e il cielo si alza 2 dei. Dai perai se molan giù candelotti d'argento. Fa freddo, fa tanto freddo. Un'infarinatura bianca querde le vigne anche alle scandole delle case. Banda mattina scomincia a sciarare, le foglie ingiassate e le slusa con la prima luce. Che brina, c'è proprio una grande brina. Brina buona pal formento, però rovina i fasui tardivi. Le ultime foglie delle vigne le cade dopo il peso del giasso. Se mattina, se dì, se chiaro. E il giasso, come un insiol bianco d'Alicia, guardi la stua donte il fondon. Le vacche buttai al saren, le fa levarsi su te l'aria fredda, nuvole de calda fumana. Se le 6 della mattina. E il camminarte l'erba giassada non bagna neanche i stivai, ma sciocca come rami secchi. Dal puner vien fuori qualche gallina a sbecolar l'erba dura de brina. E il sol viendo, scomissiando de su venir dopo ai monti, parando via la ombria, sverdendosi in i vignai, ormai senza foglie, riposa, tutto riposa, perché inverno. Che maraviglia, che spettacolo, che allegrezza, che bel da sinter e rivivere questo momento, te una storia, te un poema che il poro prete Joan Leonir dall'Alba lo ha messo su un tei libri. La importanza da questo, ma i pimore, le nostre storie, metteste su pai libri. Abbiamo l'appoggio stasera della Casa Marin, proprio così. E noi dobbiamo conoscere chi che la sa questa Casa Marin che vende prodotti coloniali. Vamos là. Em 1980, o Bailão da Encruzilhada foi inaugurado. Foram 11 anos de muito sucesso, tendo a presença de bandas musicais e grupos como Os Bertucci, Os Queras, Os Monarcas e vários outros. Em 1991, empreendeu-se com o Cachorrão do Quilo. Quem não lembra? O famoso X, até hoje continua sendo servido na Casa Marin. Em maio de 2018, foi inaugurada a linda e aconchegante Casa Marin, com a presença de João Luiz Correa e o grupo Campeirismo. Hoje a Casa Marin é referência em alla minuta, comida feita na hora, o X do quilo, vários sabores de X,
porções e a famosa tábua de frios, com variedades de salames, copas, queijos e produtos coloniais. Venha conhecer a Casa Marim e sinta-se em casa. Vale lembrar que no dia 7 de setembro nós teremos aqui no nosso Filó Talhã a presença da Elisa Marim, cantora e atriz. Estará conosco aqui no dia 7 de setembro, numa terça-feira. Mandar-lhe uns truconaços de vero core aquilo, il capo della famiglia, a Eloy, vero, la Elisa e anche la Elsa. Uns truconaços a famiglia Marim, che ci devo vedermi, che sono nostri amici de tanti e tanti anni. Va bem? Cosita assim. Nós queremos lembrar também que na próxima terça-feira teremos o especial Dia dos Pais com a presença de uma parte do grupo Ragazzi dai Monti, porque se vier todo o grupo aqui não tem lugar para todos, ok? É isso mesmo. Vamos para a música com Serginho e Tito e Otávio. Vai lá! Procure conter seus impulsos, não dê na cara tanto assim. Há muita gente por perto e alguém pode notar seu desejo por mim. Procure ser mais discreta, mantendo a distância que separa a gente. Ninguém aqui pode saber que entre eu e você existe amor ardente. Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo. Guarde pra mim os seus beijos, guarde pra mim os seus beijos. Disfarce seus olhos vivendo esse amor tão gostoso por telepatia. Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia. Sinto seu corpo bonito voar do infinito do meu pensamento. Tenho tanto amor guardado pra viver com você nosso grande momento. Amanhã será o nosso dia, te quero inteirinha na hora marcada. Eu quero ver você, minha estrela, brilhar do meu céu até de madrugada. Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo. Guarde pra mim os seus beijos, guarde pra mim os seus beijos. Disfarce seus olhos vivendo esse amor tão gostoso por telepatia. Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia, mas hoje é nosso dia. Ei! E hoje é nosso dia. E hoje é nosso dia. Minha Vera. Proprio Giorno Vera. del Filò è il nostro giorno. Nostro giorno, toda terça-feira, 7h30, Ciaro no Ciaro, Ciucchi no Ciucchi, Filò dizia, no? italiano. Nostro filò italiano. Esse giorno de quando filò è simbolo de sonade, de cantar, de mangiar, de cose belle della vita. E volevo dire anche che le sonade, le italiane, le sonade gaúche, sertaneje, perché noi volevamo mesclare, perché il filò de una volta era mia solo che musica italiana. No? Minha Vera? Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe di você. Una era questa. Allora che tante sonate, per quella che noi volevamo mescolare, perché Que così... beijinho doce que ela tem. Tá bom cosita, no? Sì, perché i suonatori qua mi fanno dice che i due proprio lì, sì. cari. Na verdade é mais ou menos isso aí. A pedido, né? Vamos pedir pro pessoal compartilhar
Sim, vamos Sim. compartilhar, porque é importante não só para nós que estamos aqui fazendo Filó, mas sim para a cultura, para vocês que estão em casa assistindo relembrarem. Né? Tem o avô, o nono, a nona que lá, talvez eles me abonem dar rento pelo Facebook e guardar. Toca jutar, para dar rento. Quantas pessoas que entendem o italiano, que são descendentes de italianos, não sabem do nosso Filó? Não é vera? Nós dependemos de vocês, passar adiante, compartilhar com o grupo, com a família, com os parentes, pessoas de fora, lembrei do nani, do tio, né? Nantri qua femo a nostra parte, e Valtri casa fez a vostra parte. Outra coisa, se inscreva no nosso canal e para saber mais da gente, no nosso site edgarmarostica.com.br. Bom, outro detalhe, compre produtos e serviços dos nossos patrocinadores. Hein? São eles que nos apoiam e dão força para que a gente esteja aqui toda terça-feira ao vivo. Vamos, um minutinho só aos patrocinadores. Vai lá! É minha vez? Não é! Me dá! Não! É minha vez! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem bufão. Ah, então tá bom. Se no caminho tem bufão, então tá bom. Bufão, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Ehi, che spettacolo, Un struconasso a tutta a famiglia e anche a clienti, collaboratori, fornecedori, Casa Marin. Casa Marin. Ti bisogna che ti vai a conoscere là, te resti imbaucà. Ma allora andiamo. Ossocoi, salami, formaio, rapadure. Galichiti feijoada anche o no? No, mia che ti La feijoada. kit No, feijoada. no, è a tábua de frios alla minuta, Sì, X, lanche. sì, È per sì, quelli sì. che viaggia, avanti e indietro. È così. Ma allora andiamo, Ma andiamo adesso a andiamo a conoscere. parlare dei prodotti Ma aspetta coloniali. che vanto vuoi parlarti una notizia ma da triste. Ah, va? Sì. Gal, Sai che il contatto che ti abbiamo prima ti scommesso là Sì. di Marti che viene di Sì. repente, sì o no? Eh. Mi ha detto no.
Ah, Ben. Mega dita no. Eh. Bom, ma Roger le là Driu provar con Sì, con tutte le forze le del là mondo. combatti buio. Le là Oh! Opa! Che Ciao. deo? Che deo Ah. oggi? Che ho dato che? Confermato. Confermato! Marti che viene. No, Maria, Sì, Roger, Che? Mica ho confermato che io mi qua. Marti che viene. vendedor Marti che viene. Giorno da bel del mondo. Giorno del pupà. Marti che viene a live speciale. Oh, ma per te qua, Come che mica ho fatto per convincerli? Sì, Fatto perché che, Olmi è stato il mio professore di Ah, sì? venta. Ascolta bene, Ma mi ti- parmi formaio, salame. Deo, sì. quante volte ti hai portato a vinta a scuola? Mai? La scuola mi mai. E allora per quella? Ah, lì, Ora mestiere. ora qua Marti che viene live speciale Bel Mondo qua. Dia do Spy. Dia do Spy. Patrocinador, Sì. bel Guarda mondo. qua. Che spettacolo, Guarda che eh. giacchettone, Bel mondo, Materiali materiali di di costruzione. costruzione. Sì. A Olmi, Eh. a Zandir, A Sandir Olmi Ecco, proprio. a Luciano, Lucianon. 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 le grande. Vicentin. Ecco, Vicenzi. sì, proprio. Vicenzi. Chi ha cognome Vicenzi, se de Vicenza, se Vicentin. Vicentin. Sì, Mi anche proprio. sono di Vicenza. Ah, sì, E Serginho che suona qua, E dove? lui anche fa parte anche lui, Serginho! Ah! Serginho il suonatore, Mi verità. pensai che era di un'altra regione No, della no, Italia. la mia dell'est, qua. I se loro in tre. I sottoni se li dendoi. Maciel, un saluto a tutta l'equipe da Belmondo, nostri parceri, che se 700 anni Proprio. Cioè, mega che dato sarà a- vitalizio. Il Giusto? mega Ecco. dato a Gichetta qua. Ah, va, Adesso mi Dato- volo- sta qua con Oanti, che dai. andiamo a parlare solo a prodotti coloniali. Allora ascolta bene, frutti. Oh, Fosse menzionare tutti i frutti, Sì. ma mi dà un esempio qua dei frutti che sono in estinzione. sì, no che i frutti tradizionali, in cui tutti Ah. sa. Allora che ne il Nespoli, Nespoli. 7 capote, Sette capote. la asedinha. Sì. La asedinha sarebbe come? La sedinha è una fruttura. Quella gialda? Gialda, gialda. Che la se me da garba. Me da garba e rento pure rughette. Ma non se ante- buone ma non rughette. ante se le mangiai Lo stessa. Sì. E i susin. Susi. Vatri crede mia, ma non anche adesso qua abbiamo i susin gialdi e i susin rossi. Ecco. Abbiamo piantai e passiamo avanti le mude per mantenere questa tradizione. Ascolta bene, cosa che se mangiano anche quando si era tinora oggi Ecco. te si pigiove, Ecco. ma mie marigno, i nostri pare, Sì. mare, se mangia tanti frutti in natura, Sì. che fea sì. ben. Bergamote, se mangia verde ancora, Ma l'aranze signor, verde, l'aranze. miglio, se tiria do a panocchia in colonia Ecco. e se mangia miglio verdo, Verdo. crudo. Crudo. Sì. E patate dolci quando che si arrea che le venia su in mezzo al rego. Ciapea si Le 11 discorsea. della Come mattina. fai a discorsarle? Ma signor, le 11 della mattina con una fame. No, no, ciapea mostri che patata, allora là come che ti discorsei. Ciapea patata così, tavara. Con i denti sotto tappe lei e dopo crack e ti senti i sassetti che sciocchia sotto i denti. Sì, i sassetti che sciocchia sotto i denti della fame. Perché la che fame si la sera lavora. 24 ore. Sì, proprio. Sì o no? Sempre No, con altri fame, giovanotti di 15, sempre 20, con fame. 25, 18 anni, sempre fame. Allora bergamote, nose, naranze, asedinhe, beh, ecco, sì, pitanghe, garivove, vero? Sì, i codogni che se i Marmelli. che tanti che dicono che a marmelada vendo marmelo, no? Sì. Altri quali tutto è marmelada, Tutto no? marmellato. Ascolta che conta una storia ben O alemão ben è tutto scimmia, né? Una volta un dottore Vanderlei che Dio si stimano anzi. Vanderlei sì, Vanderlei, là de Nova Petrópolis Dio si stimano Alle anzi. due si Con stima. Aso, Lui Vanderlei, è alemão, un saluto a lui, pa. lui mi ha detto che o alemão tutto è scimmia e no altri italiani tutto è marmelada. Marmelada. Roba dolce e Ma marmelada. un secondo, sono una volta un dato a comprare mude di fruttari, che volete tutto. C'ho lo ragazzi a pa fruttari di tutte che era delle generazioni. Sì, c'ho. E andato a bottega che dite tu sì, quando un paio di anni valti che vede frutti. Frutti che valti che avevi mai visto. Urcramenti. Migo. visto. Te vedi? Ciò passa un paio di anni al fruttaro a scommessa a dare il frutto. Sì, ciò. L'è andata a bottega disanimata. Ha tirato un paio di siracca. Sì, per no, dire che la quando verità. che vuole. Ha detto al sindacato al mega. Vuoi dire che mi gambro? Passa in drio. Perché che dite che comprare frutte, mude de marmelli e i se mia codogni.
Gadato anche a quello. Sì. Proprio così, tá? E di Marbella Bom, notte che abbiamo sudazione. sì, ciao, per causa da Destropai. destropai. Sì. Vocês entenderam ou não? Bom, a Graças. vara de marmelo, mas não quebra nem batendo. Muito menos batendo. Muito menos batendo, parece que ela fica melhor. É ou não é? A sedoma. Proprio a sedoma. A se curtisse. Sim, proprio, essa tem ponto. Bom, então, falar de produtos derivados do leite, Sim. que é o queijo, a manteiga, a puina, né? A Il nata, butiro, il a butiro. puina, Era di parlare, ma... No, a manteiga, ma il butiro, butiro, Tá, eh. ma un'altra cosa, a canna di sucro. Quanto ciucciar canna di sucro? Sì, E ciò. tosatei den coite den un tocco della canna di sucro. E sai neanche come Che fare lei? per Ma ciucciare. mi No, le sai pochi neanche. di che qua a casa, domenica passata i gatti a cana qua a casa. Ma ho visto prima un tuo due Era canali. qua, Sì, era qua. sì, ecco, proprio. sì, Guarda, sì, t'ho sì. visto, che Ecco. ne qua, guarda lì, Guarda due qua. canotti da cana che abbiamo qua. Che si fa? Così t'avrà. Sì, coi denti, in coi da P. Noi Coi si da P, spacca. e si spacca, Sì. I Derivato da carne di porco, pensa. Se fa che? Prima cosa, la bagna. Una bagna. Se copia il porco per la bagna. La più importante di tutto Ecco, era la bagna. il salame, codeghini, sì, le, le musiglie. Musiglie. Ma chi che ha detto che musiglie se borsoi, che? Hai No, detto che se musiglie che in italiano? Che mandate Le sta del vagliati gru- che mette sotto il gruppo. Del gruppo da Sì, Sudita. da Sudita, che a Mursiglia ha un nome in italiano. Ma adesso... Ma- Marsiglia la sei quasi. Che sei a morsiglia bianca anche. Sì, a Mursiglia bianca, sì. Si provitea tutto del porco, mi è vero? Signore, Ecco ma tutto così. proprio. E il sucro de canna. E il soccola? Sucro di canna, sì. Avevamo parlato Con la che- canna, allora, è il sucro Sì. e la caciassa. E rapadure. E rapadure, Ah, sì, è la sì. puscia puscia, Il e il melado. 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 Sì. Melado. E del sì. porco non si Tutte parla. robe buone. Tutte robe buone. Eh? Dopo che ne le galline, Oh, le galline. le galline loro che non- gli ovi, che la carne, cosita, no? Sì. Non è come descartare la gallina fino ai giorni di ancora. Con le sate se fai una Via minestrona. ancoi, Eh? la carne di gallina, la carne del porco, le sede pido parai per via del prezzo. Del prezzo. Visto come che il mondo da giri, Sì. olha essa observação. No nosso tempo, ou seja, no tempo que eu era criança, dos meus pais, a carne de gado Sì. era muito difícil de comer carne de gado diariamente ou cada 15 dias. Quando era festa da capela. Quando tinha festa na capela. Depois, com o tempo, passou-se a engordar um boizinho em casa. Então, até tinha-se mais carne de vaca. Mas veja bem, Ma te le prime... o tempo voltou. Sim. Voltou, que hoje está quase assim, devido ao preço. Na época não era o preço caro, é que nós não tínhamos dinheiro. É verdade. Concorda comigo? Sim. É bem assim. Então, da uva. A uva, lá. nossa, tem um pareiral, daí vinha, temos o vinho, Sim. o vinagre, e a graspa. A A graspa che vende le Fuori grappe. io sai che veniate il paneral, né? Del vigneto. Anche io sai, doste cade, do bastonare, anche o pesce. Ja. I pesci, mangiare polenta con pesci, orti, frutti, Carazinho, grancheri. cosita, puri. Sì, Quanti pure. zondiai rabomole poi, Ecco anche. Ferietti, Miel. Miel. Anche se do pare. Bom, e a ênfase nos orgânicos, sem agrotóxicos, sem adubos químicos, sem produtos químicos, né? Sem os herbicidas, Sim. fungicidas, né? Inseticidas, né? Que são os produtos orgânicos. Eles não têm a mesma qualidade, mas têm um sabor diferenciado que quem tem na horta, quem tem no pomar, quem tem um quintal ou uma chácara, um sítio, produz esse tipo de fruta, né? De legumes, de hortaliças, sem esse tipo de Un'altra cosa, un altro mangiare. É outro. Te é mangi i outro- pomidori, un esempio, Sì, né? Ma sì. te sentite ora, né? Sì, Te che metti ha un in altro bocca- gusto. Te metti a bocca, te Sarà metti di a ora. pensare qua, cocumeri, sucche, pomidori, che lavori lì, carotole, Sì. produzire casa, fare Un'altra casa, cosa. era Beh, a fatica che si beterrabe, Uh. tutto casa, non che ne era mercato. Com'è che anche si non beterraba in sapeva italiano? Barba bietola. mercato. Marinho Disi. Barba bietola. E sai che come te Italia gamia canna di sucro per fare il Eh. sucro, falli con che? Fa il sucro. con le
Barbabietole? Sì. Assim A é. Itália faz açúcar com a beterraba. Ma Não tem allora forse cana. andare in Alpi hanno Não, piantação mas Marinho, de cana. Itália, cachaça, Lourinho, sabe cosa che sei? Cachaça Não, lá. mas sa para as vias de Pode cana. não antes, sim. Scusi, A grappa? Andiamo in Alpi, facciamo una piantazione di cane e diventiamo ricchi. Per amor di Sia Dio. della Ma Italia. ascolta bene, devo parlare dei prodotti. Sì. Tá. I vai. suonatori e punti di Sì, spettacolo. becca appunto. Sì, ciò. Allora andiamo a parlare dei prodotti. Allora Sì. che c'era una famiglia che ha messo su, fatto sulla casa, l'orto, no? E il sicchero, il galpone, il casotto, sì. Tutto. Andar là, sì, e il casotto, tutto parecchiato, tutto Sì, pronto. Ecco. sì. Ma da star che le cose non le andea proprio come loro calcolano. Come parea. Che parea denaro. Allora, L'andea me da malamente. la nonna l'ha detto cosita. Eh. Savio di una cosa? Che? Si sta fatto su tutto nuovo qua. Siamo venuti di star qua e che avevamo mai chiamato il prete per dare la benedizione. Tu visto? Che una volta. A fede, né? A Andati importância. tora il benedia prete. tutto. A importância da tutto, fede tutto. che Sì, aveva. cioè, ecco, proprio così. Amor di Dio, benedizione. Allora chiama sto Prima di prete. tutto. Allora il prete, ciò, se sai che i preti, i gaioccioni grandi, Sì. che anche a loro che occorre Furbi. sopravvivere, no? Sì. Allora c'ho il sicchero, un baldo di acqua, dove do Padre, Figlio e Spirito Santo, benedio l'acqua. È una rama lunga così da Sì, capoeira, sì. poi c'è rente, Froce. quel benedia i porchi, Sì. benedio il sicchero, benedio il casotto, il miglio, galline, Capunera. capunara. E la donna l'ha detto così, prete, vieni anche qua a benedirmi l'orto che non viene su niente. Ah sì? Allora lui Ma è arrivato, l'orto? levate il portello, c'è acqua per tutti i cantoni Sì, benedia. E gli ha detto adesso bisogna che imparei con me, tutti Fatto insieme. una predica Fatto come? una predica. Eh. E gli diceva così. Come? Fora rampeghina, peste sassi. Rento sapare buttar merda grassa. Amen. Allora qua, se che c'era rampeghina e sassi e noi andiamo a sapare Claro que non venia e su. noi piantea con erba grassa, Claro che non venia su, non venia merda. su niente. Allora c'è, saisti di là, allora rento te casa, quarti, cucina, sala, sì, benedio ciò. per tutto. E allora il vecchio gli ha detto, andiamo anche a due in cantina a benedire il vin là due in cantina. immagina, Quando il Insomma. prete avanti in dar due in cantina, gaccia palla nonna, ha detto, nonna, vu che sia parona, daria mia par darmi qualche gallina. Sì, nene! Vai là, ciappe che due galline vanno a capunare che è un gallo adesso. Quel sarà. Quel sarà da il prete. Quello in grassa. Daria mia per darmi anche un per di uvi. Nene! Ciappa una fai cistella, uvi. una sporta, porta che anche uvi e il prete. Cioè Sì. il nene curi di qua e curi di là e tal. E te quelli vado in cantina. Quando vado in cantina, Il cioè. meglio là in cantina. Sì, Ma cioè, guarda te. col prete l'eri va rento. La prima cosa che ha visto è botte di vino. E gli ha detto, ciao, ma che belle botte! E le piene il gatto Sì, sì, e le piene, totoc, te batti, ti Sì, te senti, senti, da mia eh. papà contare Cioè, così, batti in falso le Sì, voda. batti in falso, totoc, ciao, l'era 70% ancora vinto. Battia più forte. Allora il vecchio che ha detto, nene, vatto su qualcosa lassù in cima per il prete beve il vino. Cioè il vino con un piatto e un cucciaro. Piatto e un cucciaro. Ciappa col piatto, seccava piatto. a Sì. spina Sì, fea, sì, a sì, spina fea fa impienisse il piatto Fuori e gli dà il l'aria. cucciaro. E ciappa il fatica. piatto qua cosita. E il beve con sto cucciaro, Sì, il beve cioè, con sto scucciarate cucciaro. vino. Ma beve sto tutta spiattata, che quella è andata fuori, ciappa cose e Spiattata via. vino. Quando è andato via il vecchio ha detto, ma nonne, fatto signor, Sì. fammi passare tutta che vergogna lì, darghe vino al prete. piatto. Te un piatto. Ma quasi manco che porta via galline, ovi, se me levanta su, se leva su a testa per bere vinto il bicchiere, mi vede il formaio e i salami. Ti vede il maiar che mi va a banda i Vai, soldadori. Così, sì, bom. Eu vou fazer um pedido agora. Tem muito jovem que assiste o nosso Filó Talhar, compartilha, ajuda o pessoal de mais idade a assistir, porque o nosso Filó
é cultura, é humor, é alegria, é entretenimento, né? Veio pra ficar, com certeza. Eu gostaria de fazer um pedido agora, um rock and roll. Ah, mas que maravilha. Que ideia? O que Sì. vem na cabeça agora? Qual, Serginho? C'era un ragazzo, né? Oh! La musica fatta dopo la guerra del Vietnam per un gruppo italiano, dopo la segata di Zimmai, dice così, dopo Sì. il Brasile. Prima tra la década 70 con gli Incríveis, Os né? incríveis. E dopo gli anni 90 con Engenheiros di Havaí. Mas ela é original Italiano. Italiano. italiana. Femo, C'era un ragazzo. vai lá. Ah, 1, 2, 3, 4. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone, girava il mondo, vini a guardare gli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva 1000 donne se cantava Head and Dick to Right, Hey Lady Jane and Yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra lo regalò, non è chiamato in America. Stop con Rolling Stone, stop con Beatles, stop. Mandato del Vietnam, gritar col Vietcong. Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra do Vietnã. Cabelos longos não usa mais, não toca sua guitarra e sim o instrumento que sempre dá a mesma nota. Não tem amigos, não vê garotas, só gente morta caindo ao chão. Ao seu país não voltará, pois está morto do Vietnã. Stop on Rolling Stones, stop on Beatles songs. No peito, coração não há mais duas medalhas sim. Ratatá. O que é o ratatatá na música? Ratatatá. Ma o che è? É a metralhadora. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo, Sarandi, veniva da 6 e 7. Opa. 6 e 7. Sexta e sábado. 6 e 7. Seconda edição della canzone italiana a Sarandi. Devo vedere che l'invito. Vai lá. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Segundo Festival della Canzone Italiana de Sarandi, nos dias 6 e 7 de agosto, com 4 categorias: Bambina Municipal, Adulto Municipal, Bambina Estadual e Adulto Estadual. Muito bem, sou Edgar Locatelli Marossi e estou aqui para convidar você para acompanhar o segundo Festival della Canzone Italiana de Sarandi pelo meu Facebook, nos dias 6 e 7 de agosto, a partir das 19h30. E ora, se vedaremo,
Acompanhe a programação na página do Facebook da Vibe Produções e Casa da Cultura. Realização Vibe Produções Culturais. Patrocínio Sul Passo Caminhões, Urnas Rigon, Móveis Boa Vista, MD Tech. Apoio Prefeitura Municipal de Sarandi e Etnia Italiana. Financiamento Procultura RS. Secretaria de Estado da Cultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Maravilha! Cocita-se, Loura 6 e 7, estaremos lá. Eu serei o apresentador. Vai ser bicho fantástico, velho. bonito. Ainda. Muita música e alegria. Vai Esse bem? famoso. Demo a Santa Catarina, antes da Tá, relação. tá. Demo a Santa Catarina. Opa. Josiel, põe na tela aí a FEIBEMO, Federação de Entidades Ítalo-Brasileiras e de Mestres e Ofícios da Cultura Italiana. Mi sono mestre della cultura italiana. Che bellezza. 25 anni belli da FEIBEMO, no? De História e Cultura. Então, dia 16 agora de agosto, Certo. numa segunda-feira, 19 horas, tem live. E a programação começa com o Lindo Cassol, músico e apresentador, que é presidente da FEIBEMO. Struconasso a Cassol, Sì, né? a Cassol. Lui, A Liduino Zanella, che lei è mestre anche lui. Ecco. Presidente, ela é Vice-presidente vice-presidente da FEIBEMO. Ecco. Às 19h20. Então, 25 anos de História e Cultura com Cassol, ecco. Às 19h30, Mestre da Cultura Tradicional. Quem são? O que fazem? Suas características. Então, a palestra é com a Roselaine Vinhas, secretária de Cultura de Chapecó. Fantástico, hein? Muito importante falar disso, porque muita gente de Santa Catarina nos assistem. Volta lá, Josiel, faz favor. Depois tem concurso Mestres da Cultura Italiana. A Neidi Terezinha Locatelli, que vai ministrar, que é diretora do Patrimônio Cultural da FEIBEMO. E às 19h55, diversidade etno-cultural catarinense. Então, organização, importância e futuro. Edson Geller Schubert, um alemão, conselheiro estadual da cultura, representante da sociedade civil no setorial de cultura popular e diversidade. E encerramento em torno das 20 horas, conversa para esclarecimento e sugestões para tirar limpo, tirar dúvidas. Esse é um evento que vai succeder dentro del Mici, che è una piattaforma, è un applicativo dove che manda il link. Del Google. Te mandi il link, te clicchi lá, il link e te vai dentro para assistere. Chi che si interessa, accompagnare, vedere, è importante. Proprio vuol partecipare. Mia vera? Proprio vera. Ecco. Getto lì la relazione del Doc e Zedrio Vedeme, Silvendo e Valtri. Allora, Palmito, Vista Alegre do Prata, Patrocínio, Lajeado, Salto Veloso, Turvo, Palotina, Ipumirim, Barão do Cotegipe, Campestre do Sul, Faxinal, Iraceminha, não pode faltar, Pato Branco, Concórdia, Taquara, Davi Canabarro, Videira, Planalto, Westfália, Santo Antônio do Palma, Novo Barreiro, Alpestre, Rio de Janeiro, Marau, Juquitibá, São Paulo, Barra Funda, Farroupilha, Água Doce, Rio Verde, Goiás, Iporã do Oeste. Qua che c'è scritto qua. Una osservazione. Una osservazione. Vediamo. Silvana Scartasini de Seara, Santa Catarina. Galachela Silvana. Suo pare Osvaldo Cocheves. Sì. Completa amanhã 60 anos de idade. Fai anni domani. Ma lei è un toso di 60 anni. Ora un struconasso a suo pare, Osvaldo Cocheves. Brotas, Ronda Alta, Porto Alegre, Nova Pádua, Veranópolis, Santiago, Natal, Garibaldi, Aratiba, Campos Novos, Santa Catarina, Shoppingzinho, Paraná, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Chavantina, Pato Bragado, Nova Brecha, Canudos do Vale, São Marcos e Monte Negro. Dopo leggiamo ancora. Sì, maravilha, Scrivere spettacolo, città. che gusto, che piacere, che allegrezza, che Valti si divede, Dio scompartir, portare avanti e aiutarmi col nostro italiano. Qua che c'è anche dei immigranti, devo accompagnare il nostro conasso a tutti quei dei immigranti. Immigrante, progresso, travesseiro. Cordillera Alta, che c'è tanti qua a Santa Catarina che Anche prima. via qua, Ce sì. l'ha. E Gal ha fatto una domanda, se che n'era polenta ancora o no? Sì! Se che ne filò, come mai non per polenta? Se o mio Drio vedete il canton qua alla Caliera. Sì, se vede era là. qua a Caliera.
La Drio Farfumana. Quando si pianta Dopo Marinho, la bella polenta. com'è che si dice? Invia la polenta. Invia la polenta. Marinho quando canta l'invia la polenta. Andiamo i nostri patrocinatori un minutinho solo, torniamo in seguito. Stai lì, A minha vem. Não é. E dá. Não. A minha vem. Não é nada. Não é. Para. No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Ecco! Varda, varda, varda. Varda, varda, varda. Varda sol che bel. Se pianta la bella polenta, la bella polenta, se pianta. Pian, pian, pian. Se smisia così, se smisia così. Adesso. Oh, bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. E guardei. Insomma, che bella mescola che ha ancora il Marinho, no? Palapum. La sebella, Pum. la sedialda, la sommeia come la luna. Napolenta. Se il parla così Calda. se il parla così da papolenta, immagina Pagisa cosa che non parla. No, Polenta, ascolta bene, polenta, ascolti bene, polenta, minestra, caffè e donne, bisogna che sia calde. Ma Marostega. Sì o no? Marostega. Vai di nuovo Tila, ti detto, fa vendamenti o no? Vai, allora scomincia il driucul. Donne, caffè, minestra e polenta. Bisogna che sia calde. Bisogna che sia calda. Ecco, così. Mi ha Dio contare una bugia, No. Tu vedo che qualche uomo là che Dio pensare contra. Mi vedo no? No, ascolta, avevamo i cognomi. Sì, avevamo i cognomi. Anche a me sonar qua, avanti dei cognomi, che in cui avevamo un video che viene a parlare
di un cristiano che l'è messo a tutti i momenti. Quando si canta America, America, che l'è un inno per noi altri, che è Angelo Giusti. L'è un reportaio che lo ha fatto, l'è Franco Saccardo. Franco Saccardo è una persona importante per noi, tanto interessante perché sono fatto un'amicizia grande e forte e lui l'è interessato in italiano, lui l'è interessato in mantenere la cultura e allora lui mi aiuta a portare avanti. Divulgare, portare avanti, aiutare. Proprio così. Anche a me suonare che Marti che viene, che è il gruppo, o parte del gruppo Ragazzi dei Monti, parlando solo il giorno di Pupà, belle canzoni, scherzi e ride. Special giorno del Pupà con l'appoggio de Bel Mondo Materiale di Costruzione, nostri eterni parceri. Proprio così. Bel Mondo Materiale di Costruzione, che è una loggia completissima. Tutto in materiale di costruzione, costruire, formare, decorare, pintare, elettrificare, incanare, tutto quel che occorre. Mi sol, assieme a Marti che viene, ma sol me sonar qua che il giorno 2 di ottobre adesso, di agosto. 5 anni che mi ho perso, mi pare. Sì. Ecco, ma far cosa? La vita mi fa veramente tante belle cose, bei momenti. Ecco. Così tanto. Tutto certo, già sta sempre uguale, Credo che sì, no? Allora che faremo origine dei cognomi. Mi pensa che aveva cascato live. Opa, sì? Allora andiamo a parlare adesso di origine dei cognomi. Secondo Franco Saccardo. Cognomi che? Marin, andiamo a parlare solo del cognome Marin, l'origine che la viene dal nome latino Marinus, Marinellus, o anche dal nome medievale Marino, Marinello. E il cognome Marin è specifico del Veneto, particolare di tutta l'area vicentina, del Vicentino, Padovana, Trevisana e Veneziana. Allora là è per tutto il Veneto che è allora Marin. Lei è un nome forte, vero? Marin. Forte. Ce n'è tanti e per tutti i cantoni. È un nome forte perché Marin significa marinaro, mariniero. Mariniero della la Marina. Ecco. La Marina che è nazionale. Marina, 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 te voglio più presto sposare. Bravo, Ecco. La diffusione. Marin, dove che c'è tanti marini in tutte le regioni del nord Italia, Piemonte, Lombardia, Tel Veneto, Friuli, e dove che c'è dei più marini c'è nella città di Milano, Venezia, Padova. Va bene. Milano, Venezia e Padova. Capito? Marti Passase sta qua con noi. Ecco, la Intel. Automazione per aviari, siccheri, questa parte lì, che c'è de Ferrari e de Damo. Allora sei stato per noi far qua del cognome Ferrari, va bene? Ecco. Dopo femo de Damo. Sì, che c'è? Allora parliamo... Franco, Damo, cognome Damo, te hai pronto per chissà Marti che viene? Vero? Allora facciamo un resumo così dei Ferrari, che l'origine del cognome la viene dalla parola fabbro. Anticamente si chiamava Ferrari la persona che faceva il mestiere de fabbro, o le persone che lavoravano nelle minerie di ferro. Ah sì, Ecco, potrebbe anche avere un'origine dal lombardo con la parola fare, che doperava i militari. Fare la viene del tedesco, il tedesco è l'aleman, fire, che significa viaggiare. Se ha notizie del cognome Ferrari dell'anno 1300. Grammenti. Vera. Antico, no? E il significato Ferrari, allora, significa, che abbiamo parlato appena adesso, persone che lavora col ferro o coi ferri, plural i. Ecco. Diffusione. Dove che c'è dei P Flora Ferrari, il cognome Ferrari per diffusione in Italia, che c'è tanti Ferrari in tutte le regioni del nord Italia, in tutta la regione dell'Asia, dove che c'è dei P Ferrari nella città di Brescia, Cremona, Lodi, che è una città, non cognome, anche un cognome dopo, ma Lodi è una città, Mantova, Modena, Parma, il Reggio, nell'Emilia, Rovigo, Verona e Veneto. Tanti Ferrari che gocono sesto nella Serra Gauscia, se originari della città di Arzignano. Ecco, di Arzignano. Allora abbiamo parlato in poche parole, per non anche ci parlare tanto tempo, allora un pochettino solo il cognome Ferrari. E anche Marin. Ecco. È importante sapere la tua origine, la tua storia. Manco per contare per il tuo nipote, per il tuo figlio, per i tuoi nipoti, per la tua famiglia.
Va bene. Se non te sei la tua storia, la tua origine, Sì. fatto come sapere avanti. Roger, beati quei che maridai con una Ferrari, loro dice che gana Guarda, Ferrari. gana Ferrari. Era Serginho che ride, Vanda. Oh, Serginho. Jaime Pastre, me fiol Johnny. Johnny innamora una Tutti Ferrari. gana Ferrari. Tutti vuol ver una Ferrari. Ma allora Marti che viene? Opa, Marti che viene. Sora i pupà, viene qua Alvaro Manzoni, Ragazzi dai Monti. Una parte del gruppo Ragazzi dai Monti con la forza della bel mondo materiale di costruzione. Mi va a banda della ti va banda. Metto con i suonatori. Mi va a banda i suonatori. Ecco. E mi va pienire i bicchieri qua dei vinchi mi hanno mandato. Sì, e allora andiamo a fare gli omenaio al giorno di Pupà, andiamo con i suonatori. Fuori. Vai. E così, sì. Adesso vogliamo fargli un omenaio al giorno di Pupà, che è la domenica che viene, giorno 8. Ma pensando che il giorno 10 che sarà qua, partecipare del nostro filo italiano, na equipe che è dei Ragazzi dai Monti com especial il giorno di Pupà. Ma vamos fazer uma homenagem hoje à noite? O que vocês acham? Vamos fazer. Vamos fazer uma homenagem. Até porque tem muitos pais aqui, né? Tem muitos pais. Aqui tem o pai mais fresco, que é o Marco Marsaro. Olha. Tem o Roger, tem o Marinho, tem eu. Tem eu. Tem tu, o Tito. O Tito. E eu que sou, digamos, ele o mais fresco, eu sou o mais sério. O mais Porque o mais sério. velho é ele aqui. Né? Ah, maravilha. Dos filhos, no Então, caso. e a todos os pais que estão nos assistindo, tem algum abraço para mandar, mencionar mais alguém? Mandar um abraço. Então, vou mandar em português, porque italiano Pode. Lá em casa que eu falo sempre italiano, mas agora eu vou falar em português, já não tem problema, porque tu já fala bastante em italiano, né? Vai lá. Abração a toda a minha família, a minha irmã, a Noeli, o Cláudio, meu cunhado, minha irmã, a família toda. Pessoal lá de Novo Barreiro, Saradi, Palmeira, sempre na escuta do teu programa, hein? A Neiva Checon, Neiva Estefenão Checon. Checon. Sim. Sim, que eu chego lá todo dia tomar a hora do gole, né? Sim. E eu chego bem faceiro e digo, bom dia, Neiva! E ela me responde, mas então... Ela é uma pessoa muito simpática. Um abração pra Neiva. Serginho, quer mandar um abraço pra alguém, Serginho? Saluto a toda a família, meu Pupá, né? Uia lá, seu Jerônimo. Jerônimo, a quelli del Paraná, che ti ascolta sempre, Coronel Vivida, Moacir, Sirlene. Ecco. Tutti quelli che devono ascoltarmi, i nostri amici, i nostri inimici, cioè che neanche quelli, né? Ascolta, Polito. Tu, ascolta, una domanda difficile. Com'è che è il soprannome da mãe do teu pai? Da mãe do meu pai? Da mãe do meu pai seria da Menona. Seria tua nona? Menona Adele Bortolini. Bortolini, tutti i cantori, um abraço a tutti i Bortolini que me ascolta, que tutti sanno. Muito bem, então falando de Dia dos Pais, tem como fazer uma música especial para o Dia dos Pais? Temos. Então manda ver, quero ver. Certo. Senhor dos céus e da terra, fonte do afeto mais puro, perdão se eu só te procuro quando me encontro em desgraça, mas reconduz a nossa raça aos valores do início, para que seu sacrifício não tenha sido de graça. Pai, vim conhecer tua morada, me renovar da tua proteção. Vim seguindo teus passos pela estrada, com a alma no olhar, chapéu na mão. Meu sangue tem o sangue dos caudilhos, meu mundo foi o lombo de um cavalo, mas este mundo novo é dos meus filhos, e sendo pai bem sabes do que falo. O homem, por ser livre, criou asas e fez
esta liberdade uma prisão. Tá tudo errado, pai, caiu a casa. Por isso vim me abrir meu coração. Me ajuda, pai, quero criar meus filhos do jeito que meu pai criou a mim. Me ensine a vencer tantos empecilhos e acreditar no certo até o fim. Que a força da verdade ainda vale do jeito que valia lá de onde eu vim. Pois temo que meu filho um dia fale verdades mudam, pai, não é assim. Tentei falar do amor e do respeito, do tempo em que se amava uma vez só. Disseram que eu revisse meus conceitos, pois tudo que está velho vira pó. Vejo meninas moças se vendendo, já cegas pelo brilho dos anéis. Casamento de amigos se perdendo, jogados pelos ralos dos motéis. Não deixe, pai, que caiam os pilares, os poucos que ainda estão de pé. Lá fora a droga ronda nossos lares, e eu vim aqui pra não perder a fé. Me ajuda, pai, quero criar meus filhos do jeito que meu pai criou a mim. Me ensine a vencer tantos empecilhos e acreditar no certo até o fim. E a força da verdade ainda vale no tempo que valia lá de onde eu vim. Pois temo que meu filho um dia fale verdades mudam, pai, não é assim. Pois temo que meu filho um dia fale verdades mudam, pai, não é assim. Que espetáculo, que maravilha! Ah, Valtteri che si casa, Driu Vardame. Se o Driu vede il Marinho qua, guarda ciò. Che spettacolo. Marinho, come va là lì? Ma è un spettacolo, è un creme proprio. Crema di polenta. Ecco. Una volta, Marinho, sono andato in Italia e fare spettacoli là, sì, nel 2013. E quando siamo arrivati in Tola, si venisto una sterega cosita rento del piatto che parea una polenta. E allora mi chiedo domanda. Se già era polenta. Sì. E lo polenta questa. E allora il cardappio che era scritto crema di polenta. E allora mi chiedo domanda a Albano Tassani, ho detto Albano, cosa sarà sta crema di polenta? Ma se polenta!
ma per noi sa far la polenta e che mette crema. Allora qua che demo che nome? Crema di polenta? No, o le polenta. Polenta. No, Marinho, pa far polenta, a selo a lui. E un altro che sa far ben polenta, maestro Ferro. Sì. Proprio. Mi fui ringraziare qua ai nostri patrocinadori, as lojas Paludo, presente no Dia dos Pais. A cada R$200 em compras, concorra a um vale compra de R$200 de cada loja das 7 lojas, né? E todo mês de agosto, produtos com até 60% de desconto. Paludo, sua moda, seu estilo. Obrigado por ser cliente das lojas Paludo. Se não é ainda, por favor, venha até as lojas Paludo. Hein? São mais de 2.000 marcas. Ecco, a Dealnet, provedor de acesso à internet com tecnologia fibra ótica, a Mig Plus de Flaury Miliavaca, de Tadeu, de tutta la famiglia Miliavaca, seus colaboratori, che imprega tanta gente e che fa de mangiare alle bestie. Allora, polastri, poedeiras, vacche de latte, interminazioni porchi, le riproduttori porche, proprio così, gado de corte, tutto questo gara son, ecco. E se il tuo rebaño, che dice, no, se le tue bestie, i porchiti, che dà là un mestieramento, una malattia, disenteria, pneumonia, chissà la che, ti chiami il tecnico dell'Uri, che l'Uri ti manda, ferma de dare a ração che te ghè, e te mena la ração medicada para tu bestiolete che le guarisse. Sapete questo, Marinho? Visto? Che spettacolo, Polivalente, o supermercado que tem o conceito de ser o mercado da família, de Santa Rosa, família Deitos. Vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe. Vou mostrar-vos qua priorità differenciada para cachorros e gatos, quer dizer, questo prodotto della Pian Alimentos qua de Paraí. Gavemo anche a rede de postos Buffon, di più di 90 posti. Pensate un posto buono di andare a abastecer. Ecco, rede de postos Buffon. Saluto a Roselio, Jair, Lauro, Loreno, loro che siete più di 30 anni di questo ramo qua. Qua Serafina che ne 3, va bene? Allora che abbiamo anche a Bravecto, tratta, previne e controlla pool di carapati, par de più di 90 giorni. Questo prodotto te lo catti in telecliniche, pet shop, agropecuarie e case del ramo. Va bene? Cosita? Ecco, resta chiaro qua. Bravecto. E anche abbiamo de parlar qua da botta super leve Baspan, il meglio stival che gapesta in tel Brasil, che è un prodotto de a basso pancote, che ha de più di 10.000 itens. Abbiamo fatto sorteio dei regali sti giorni qua, tutti contenti, un ringraziamento. Terça-feira que vem tem sorteio de brindes, que será terça que vem, em especial ao Dia dos Pais. Terá sorteio de brindes, va bem? Ma na mucha de sorteio de regali qua del nostro filò italiano. E un struconassa famiglia Cecon da modelo Penei de Bento Gonçalves. Cosita, maravilha. Marinho, opa, dá che te si qua. Sì. E parliamo ai nostri telespettatori sobre prodotti coloniali, storie di gente che carguea sul cavallo. Mi me penso na cena di vedere un cavallo passando con galline, con una soga, le galline ligae te le satine, te le sgrinfe, vero? Allora 3-4 galline banda alla dritta del cavallo e 3-4 alla sanca, passando col cavallo e le galline. Mi ha dato un bianco che Gaciamelli che lavoro là che butta insieme al cavallo banda sport, no sporta. Pessuei. Passuei. Chi che ha usato Passuei? Olmi. Olmi? Luciano. Luciano, una sacolona per banda rigata che ha tua camisa. No, ma quella era la mala. No, ma che n'era te due bande. No, ma allora quella è Pessuei. E i butterento un poco qua, un poco là. De là, e fea contrapeso. Contrapeso, proprio così. Sì. Ascolta Marinho, quando passei al bananero casa vostra? Tasi che mi finco in manio più banane de tanta voglia che go passare banane. In cui in protesto manio più banane. Sì. Perché il pupal comprei a Poretto senza soldi, miserabile. Comprei un graspo. Ma che graspo?
1 chilo, 2 chili, una bananetta cada uno. Spacchia in E mezzo. no altri se c'è la scorsa, se lo specchio identico a sotto, qui che si pelea la Sì. cana, se la sia fina che gnacca una carta. Mangia a E parte dopo se mangia la dentro- banana. Ma signor, se mangia la banana, se la ciuccia. De Neanche foglia. non se la mangia. Perché la banana è un dei frutti che noi se della nostra No, regione. no, Allora la banana sempre veniesta de fora. Sì, ecco. E allora passei al bananero, non si vede il bananero, quanta allegrezza. Ma allora il papà al pupal che comprea poche. Sì, che era pochi E soldi. misurai, non che era Marigno. l'ultra 3 a mia la maia No. finché te vuole. Era una partita, 12, 11, 10 Fioi, fiori. Com'è sì. che te vede? Ma non altri la casa. Quando che veniva il bananero, Sì. se c'è una gallina, Fare in fa trucco. truccare e in trucco de banane, vero? Ecco. Allora ascolta bene, quando che arriva il bananero, Sì. che il dea una businata, Sì. o te senti a busina, te sapevi che era il bananero, o te il vedere le galline che le solea per tutti i cantoni, anche te sapevi che era il Patrick che corressi dria. Le galline sentivano a businata e correa sì. sotto testale per Perché qua le sotto i sapeva galponi. che un bicho ia pegare. Che se invece a fare una gallina per negoziare. Il trucco de banane. Ma quando la nonna diceva Tusi, c'è appena gallina per truccare per Sì. banane, non che era, perché i gai da caponara no è. Oh, qui no, per amor di Dio. amor E di- dopo un'altra, le galline le pesava 800-900 Sì, grammi, già, perché le erano magre. Magre. Noi che dia miglio. Te epoca là di dicembre, quando che finisse il miglio, così, non ti sentiva via così, tu che tendi i bottoni che le pulea, Ma- le meccaveva i bottoni Sì, pensando già. che era miglio. Ma a me nonna, Sì. a me nonna era Bolis da cognome. Sì, no? sì, E sì, sì. Furba che mai. Un dicio, vedo una gallina quando è via così, sta gallina. Sbrendolò. Ti attocchi così, ti Caschea, e la a gnanca caschea. a caschea, E a buona tirarsi a su. presea mia, che 200 eti, 2 eti, finì curiosi. Ho detto, nonna, che gallina qua, vedi che lei è malata. Chiappe la mette la caponara che trucchiamo per banane quando aveva banane. Che ciavata! Mette insieme, ma non è pesea Sì, niente, ma niente. può Una volta che c'era un bodeghero, là prodotti coloniali, sì, eh. là la comunità, là del Bairro Aparecido, che c'era un bodeghero, un grandissimo amico mio, che aveva Sì, ciao. un secco semogliato. Sì, ciao. Là che c'era il salame qua e il ridorato della banda. E gli uovi sempre sotto dei salami. Sempre sotto dei salami. Allora, al ga... Allora abbiamo detto mettere un annuncio che comprea galline. Sì. Ma allora lui sfelo che c'è il scartafaccio. Un e scartaz, Sì, e scommissia con l'elettrono grande. E dopo? E dopo un dia, quando che arriva via là in mezzo, che quasi ti affinché il vedere che stia mia tutto quello che voleva scrivere, al diminuire le lettere. E finia- Allora scommissia qua su Grande. e finia la due che te Dicevi- vede neanche. eh. E un dealer al voleva comprare galline che scrive sto, compramos galinha. Oh, ya là. A turma che scommissia Galline. Gioca in Pinio Capunaro. Al Didrio invece di solo tirar via il cartaz, che no, fa? alguno ha fatto un altro. fa? Non compramos mais. Ma è vera questa qua? Ah, sì, eh? Signor! Va bene, Marti che viene in speciale do Dia do Spice con parte do gruppo Ragazzi dai Monti, Struconasso, Alvaro, Lamara e tutta l'equipe, vero? In omenaggio al giorno di Pupà con l'appoggio Belmondo! Materiale di costruzione qua di Guaporè e Serafina. E adesso noi altri con Franco Saccardo, con Franco Saccardo adesso noi altri andiamo a vedere un reportaggio su una grande figura, una persona tanto importante per la cultura italiana, Angelo Giusti. Vai là. Cari amici del filò italiano di Edgar Marostica, ancora vi portato su un altro posto. Qua siamo al traversone Rondelli, che è nella prefettura di Flore da Cunha, e siamo sulla strada che da Flore porta Antonio Prado. Qua andiamo a conoscere un personaggio importante che voglio proprio farvi conoscere. Ecco, il personaggio che vogliamo farvi conoscere è proprio questo, e si chiama Angelo Giusti.
Ascolta adesso un pochettino di storia che è tutta scritta su sta placca qua. Angelo Giusti nasceu na Itália e fez parte das primeiras gerações de imigrantes da colônia Caxias, da qual Nova Trento, atual Flores da Cunha, pertencia até 1924. Passou grande parte de sua vida no Traversão Rondelli, onde cultivava a terra e escrevia poesias. O poeta agricultor fazia os poemas e canções durante o dia, na lavoura, e de noite, à luz de velas, passava tudo para o papel. Com sua charrete, puxada por um cavalo branco, ia até a sede da vila, onde o frei Capuchinho, ex-superior della Compote, trasformava as letras em partituras. Autodidata, Giusti sabia ler e escrever, mas nunca frequentou escolas. Aprendia e gravava a melodia de memória e aos finais de semana, nos encontros de igrejas e nas festas comunitárias, cantava com seus conterrâneos a composições que criava. Angelo Giusti deixou numerosos poemas inspirados na fé pessoal, na religiosidade e nos acontecimentos da sua época, entre eles o consagrado L'América, o qual a tradição oral atribui a adattazione da obra a sua autoria. Ecco, allora abbiamo visto che il personaggio che andiamo a conoscere un po' è Angelo Giusti. È così interessante cosa che c'è scritto qua. Allora qua si è messo Angelo Giusti nasceu na Italia, ma se andiamo a controllare la storia, 1848 l'Italia non c'era mai ancora, quindi lui non è mai nato sotto l'Italia, è nato nella penisola italica, ma a quel tempo che governava l'Italia, oppure dove che lui è nato, c'era l'impero lombardo-veneto. Un piccolo particolare, però la roba che mi interessa, che vogliamo conoscere ancora una roba più importante, che vi interessa a tutti quanti voi altri, andiamo a vederla. Ecco, la roba bella e importante che vi interessa è proprio questa. Guarda qua cosa che c'è scritto, l'America. Ecco la canzone e la poesia che Angelo Giusti ha scritto. Dall'Italia noi siamo partiti col nostro onore, 36 giorni di macchina e vapore, e in America siamo arrivati. America, 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 cosa sarà questa America? America, 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 un bel mazzolino di fior. E all'America noi siamo arrivati. Non abbiamo trovato né paglia né fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. Ma l'America è lunga e è larga, è circondata da monti e da piani, e con l'industria dei nostri italiani abbiamo formato paesi e città. Che belle parole! Ma potremmo conoscere ancora altre robe di Angelo Giusti. Andiamo a vederle. Ecco cari amici, qua adesso siamo sul cimitero di Traversão Rondelli e quasi dove che si sta interrà il nostro Angelo Giusti. Come che abbiamo già detto, sappiamo già che lui era un poeta e si sta l'autore della America, in ufficiale dell'immigrazione italiana nel Rio Grande do Sul. Ma adesso andiamo a imparare ancora qualcosa intorno a Angelo Giusti. Per esempio, dalla targa, dalla placca che è qua sulla sua croce, è scritto così. Anni 81, quindi quando che è morto Angelo Giusti aveva 81 anni. Qui riposa Angelo Giusti, fu poeta di poco valore. L'anima di lui è sortita per fare i conti con nostro Signore, morto il 23 del 2 del 1929. Cosa capiamo da quello che è scritto qua sulla placca? Allora abbiamo da ricordarsi che questa placca l'ha scritta proprio Angelo Giusti. Prima di morire, ha scritto le parole che lui voleva che venisse scritte nella sua tomba, nella sua lapide. Cosa capiamo? Che già era un grande poeta, però già era una persona umile. Lui si dice un poeta di poco valore, però già era anche uno che credeva in Dio, perché dice alla morte darò fare i conti con Dio.
Capimmo un'altra roba, perché qua che se la croce anche adesso fiola, quindi aveva una fiola. Quindi Angelo Giustis è morto nel 1929 e qua abbiamo la targhetta o la placca di Sofiola che è morta nel 1908 e la aveva 57 anni. Quindi Angelo Giusti ha sofferto la perdita, la morte di una fiola. E dopo capimmo anche con chi che c'era sposa, chi che c'era la sua sposa. Qui riposa le ossa di Maria Fontana di anni 64, moglie di Angelo Giusti, come avevi visto è scritto in italiano. Ecco, da queste tre cose qua andiamo a capire ancora la storia, qualcosa in più di Angelo Giusti. Se ne sta una persona veramente da conoscere, una persona saggia, una persona che amava la sua terra, amava la vita, ma vedi quanto soffrimento anche lui nella sua vita. E c'è bello ora quando che sentiamo la canzone o che la cantiamo quella canzone o che leggiamo qualche poesia, ricordiamoci non solo come poeta solo, ma come uomo che ha visto in queste terre. Ecco qua vediamo le terre dove che ha visto Angelo Giusti con la sua famiglia. Però abbiamo visto che in queste terre quanta storia, quanta cultura, quanta arte anche che troviamo. Ecco, questa è un'altra roba che mi ha fatto piacere farvi conoscere. Vi ringrazio del mio ascolto e vi saluto tutti quanti. Ciao, ciao! Ciao Franco, simpaticissimo. Nanzi che bisogna ringraziarti sempre. a te. L'ho detto grazie sì. per dare la possibilità, disponibilità di mostrarvi queste cose. E Nantri parliamo grazie per te. La cena obbligazione per Nantri mettere su queste robe fantastiche, importanti Storia, cultura. e menzionare una persona che si è gadito di un poeta di poco valore. Ma perché poco valore? Ma allora Roger ha detto se quella che ha fatto una cassetta così di poco valore ora non altri. Fermo che? Quando morimo. Sì, quando morimo. Ha fatto America e tante altre opere. Sì. Ecco, allora una persona di tanto valore per Tanto noi. valore. Mi credo che una delle persone più ricordate sia Angelo Giusti. Ecco. E ti, Franco, un ringraziamento speciale, un struconasso a te per tutto quel che si deve fare per il nostro filò. Vera. Ecco. Va bene. Adilnet, la Migi Ascolta, Plus, ta, la vai. Baspan, Polivalente Mercado, Vodka Raisca, Loge Paludo, Rede de Postos Buffon, Pian Alimentos, ração para le bestie, per cangati e pesci, a Bravecto e Modelo Penei de Bento Gonçalves, i nostri patrocinadori. Ringraziamo a Paludo, sua moda, seu estilo, che è promozione. Presente dei Dia dos pupà. Pais. Ecco, e 60% di sconto tutto il mese di agosto, sempre che ne promozione della Loja Paludo. Ecco, allora qua, vuoi parlare ancora qua della città Arroio do Meio, Toledo, Muliterno, Carlos Barbosa, Centenário, Sertão, Vila Maria, Arvorezinha e Clevelândia. E anche vuoi dire che Santa Lúcia do Piauí é um distrito de Caxias do Sul, maior produtor de tomate do Rio Grande do Sul. Ah, mi pensei che Piauí fosse stato chissà là dove, all'estero. All'estero, E anche qua mandiamo un struconasso speciale a Irinei Candaten. Irinei Candaten. De Silva Jardim. Sì. Che Jerry ha compiuto gli anni. Jerry Quanti? ha fatto gli anni. E mega mi ha scritto qua. Exceto chi ha fatto gli anni in cui mi hanno stegato. Chi che ha fatto gli anni in cui? Latina. Tina, tua Tina. sorella. Latina, mia sorella. Stasera a Fortaia che mangiamo Tina, ormai di Latina. del formaio. Gli auguri. Gatta formaio lì che mi floria. Sta a voler subornarla, Ascolta bene, se del formaio di Atina, se Formaio del di Atina. latte de vacche di Atina. Di Latina. Ah, bene. Posso andare tu al companadago? Sarà Sì, che andiamo no? tornare Sì, vai, Andiamo vai, tornare al vai. companadago, Andiamo. perché Vittore polente Companadego che noi finiamo qua, altri musicanti pareceve lì che finimo, la saideira adesso è pronta, vederia pignata, la grandezza da pignata che viene dentro qua, mi scampo via perché sennò. Ara qua. Mostriamo il companadago. Vada ciò. Ah. Allora stasera che ne carne al toccio, Sì. ecco, Polenta. polenta, che ne ha fortaia, che ne i radici, che ne il Taglia con salame, con formaio, con uovi, con tutto. Va bene. Prodotti agricoli. Prodotti coloniali Prodotti dopo. coloniali. Prodotti coloniali Mettiamo a Casa qua a scaldare. Marin, ringraziare a Casa Marin, ecco, a Chilo, e a Eloy, la Elisa, la Elsa e a tutti quanti,
un ringraziamento tutto quanto speciale. Allora Marti che viene giorno dei pupà. Marinho e Roger, ringraziamo qua allora a Serginho, Serginho, a al Tito, Tito. a Ottavio, Ecco. ringraziamo a quelli di Abelmondo, materiale di costruzione, che Marti che viene, gli dà l'appoggio al nostro filosofo al giorno dei pupà e viene qua parte del gruppo Ragazzi dei Monti. Grazie a Josiel, grazie a Marco Marsaro, grazie a tutti quanti. A tutti quanti un Struconasso! Che spettacolo, che maraviglia! Siamo finiti, siamo te le ultime, Ecco, così sì. Che peccato. È stato un spettacolo, una maraviglia, un piacere, un gusto da vedere un'altra volta qua, col nostro filo italiano. A Saidera! Saideira, Nati. Grazie, mille grazie che si veniste. Ringraziamo e scusami qualche... Muito obrigado. Qualche sbaglio. Grazie. Che sei una suonata che sei così. Chai. Non è sì? Non è chai. È ok. È vai. La femmina brasiliana. La femmina chai. Ma era chai. Addio amici. Vamos fazer um clima aí. O grande mestre do céu, nosso Criador, quando nascemos um dom nos dá. E cada um segue a vida, o seu destino, e nós nascemos só pra cantar. Ei, 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 quem canta os males espanta, a gente é feliz, tal qual um pássaro livre no ar. Pensando bem, nós temos algo em comum, porque nascemos só pra cantar. Ei, 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 disse o poeta, o artista vai onde o povo está. Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. Disse o poeta, o artista vai onde o povo está. Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. Ei! Quem canta os males espanta, a gente é feliz, ao qual um pássaro livre no ar. Pensando bem, nós temos algo em comum, porque nascemos só pra cantar. Ei, 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 na estrada, lá vamos nós outra vez. Foi tão bonito subir no palco e cantar pra vocês. Nossa canção vai ficando e a gente já vai, deixando sempre um pedaço da gente pra trás. Vai, 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 adeus amigos. A gente vai partindo, mas deixando com vocês um coração. Vai, 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 todos sorrindo. Foi muito bom cantar junto a vocês na mesma cama. Agora eu quero ver você da palminha comigo. Vai, 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 adeus amigos. Como é que é? A gente vai partindo, mas deixando com vocês um coração. E aí? Vai, 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 todos sorrindo.
internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.